Ha esordito così nell'aula magna della Corte d'Appello di Palermo Sonia Alfano, la neoeletta presidente della Commissione Antimafia Europea, alla sua prima ufficiale, durante l'incontro con i giornalisti al Palazzo di Giustizia di Palermo. Un incontro, quello di Palermo, al quale la Alfano teneva particolarmente, non solo per un'ulteriore presa di coscienza per questa città, ma soprattutto per rendere omaggio a tutte quelle persone che quotidianamente, tra le forze dell'ordine, la magistratura, giornalisti e semplici cittadini, vivono la propria vita lottando contro la mafia. Durante l'incontro il neopresidente ha evidenziato alcune priorità della Commissione, prima fra tutte il fatto che la Commissione sarà uno strumento per garantire ed assicurare la legalità. Poi la presentazione nel più breve tempo possibile di un testo unico antimafia nel contrasto alla criminalità organizzata in materia di riciclaggio di denaro e soprattutto l'introduzione del reato di associazione mafiosa e del carcere duro per questi reati a livello europeo. Un'occasione importante per l'Italia per esportare il meglio della legislazione antimafia, materia in cui il nostro Paese purtroppo o per fortuna è all'avanguardia. Sono intervenuti anche il procuratore aggiunto di Palermo Antonio Ingroia, il sostituto procuratore di Palermo Nino Di Matteo e il procuratore generale di Caltanissetta Roberto Scarpinato. Il nostro obiettivo è soprattutto quello di consegnare a 27 paesi dell'Unione Europea un testo unico antimafia che prevede non soltanto lo stesso linguaggio in termini di contrasto al crimine organizzato, alla corruzione e al riciclaggio di denaro, ma soprattutto il nostro obiettivo è quello di introdurre il reato di associazione mafiosa e di introdurre il carcere duro in tutti i 27 paesi. Noi abbiamo battuto tempi record perché la mia relazione che prevedeva l'istituzione di questa commissione è stata approvata a larghissima maggioranza il 25 ottobre scorso. Nell'arco di neanche pochissimi mesi abbiamo istituito la commissione, ci siamo già insediati e siamo già al lavoro perché io già ho contatti ufficiali e formali non soltanto con Interpol, Europol e Eurojust ma con tutti gli organismi che sono preposti a questo tipo di contrasto.